La chiave di lettura generale sulla vicenda afghana mette in evidenza il fallimento del tentativo di costruire lì un paese a modello dei paesi occidentali, e quindi quello che si può fare in questo momento è favorire la ricostruzione di una società civile afghana che, anche facendo tesoro nei limiti del possibile di quanto accaduto in questi 20 anni, segua una propria strada. Da questo punto di vista quello che dovremmo fare è facilitare i ricongiungimenti con le persone che, essendo qui, non intendono, perché comprensibilmente temono quello che lì sta succedendo, rientrare, e quelli che vogliono uscirne perché rischiano molto. È necessario attrezzarsi per provare a gestirne l'accoglienza. L'impegno dovrà essere su scala internazionale, sostiene Bettin, che affronta anche lo scottante tema dell'accoglienza, alla luce di altre emergenze internazionali gestite in passato. I flussi di profughi, i flussi di persone che scappavano da un'emergenza, appunto, sostanzialmente venivano minimamente gestiti a livello generale e poi scaricati sulle comunità locali, a volte su singoli comuni o regioni. Questa cosa non funziona, serve una gestione generale, nazionale e internazionale, su scala europea come minimo. Governare l'emergenza è il tema chiave, che altrimenti sarebbe incontrollabile, sarebbe impensabile, continua il sociologo, dare futuro e convivenza alle persone che escono da situazioni di crisi. Il rischio è che dopo la situazione emotiva immediata si produca un contraccolpo sull'opinione pubblica, deputata ad accogliere. L'opinione pubblica capirà meglio e più, con più disponibilità, che è necessario fare qualcosa se chi è preposto la organizza bene.